a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana. Lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi, liberi di cuore. Per sempre grazie, Papa Francesco. Il mondo dello sport continuerà a pregare per te. Amiche e amici appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. Abbiamo appena ascoltato le parole che lo sport ha voluto dedicare a Papa Francesco. È la 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5 femminile e si affrontano l'Atletico Foligno e il kick-off. Allora, diamo lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Ivo Colangeli della sezione di Aprilia e Alessandro Cannizzaro della sezione di Ravenna, coadiuvati al tavolo del crono dal signor Nicola Lacrimini della sezione di Città di Castello. Allora, il kick-off di Riccardo Russo scenderà in campo numero 1 Brugnoni, 3 Ghilardi, 7 Pellegrini, 11 De Sosa, 12 Borges, 15 Valentina Teani, 16 Cascio, 17 Getulio, 18 Bovo, 21 Elena Teani, 55 Donadoni, 76 Carturan. Risponde l'Atletico Foligno di mister Luigi Battistone: 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 22 Baldassarri, 77 Pezzolla, 92 Fortunati, 99 Proietti. Adesso sarà osservato un minuto di raccoglimento, il minuto di raccoglimento ufficiale per ricordare la scomparsa di Papa Francesco. Ecco le squadre che si raccolgono prima di tutto per le foto di rito. Vi anticipiamo che Riccardo Russo ci ha comunicato questo starting 5. In porta ci sarà Denise Carturan con il numero 77, poi Greta Ghilardi, Gabi De Sosa, Bruna Borges e Arianna Bovo, mentre mister Battistone schiererà in porta Arianna Proietti. Poi ci sarà Elisa Narcisi, Sharon Zelli, Beatrice Castagnoli e Jennifer Baldassarri. Ecco qua, siamo pronti per il minuto di raccoglimento che osserveremo anche noi. Termina qui questo minuto di raccoglimento che, a prescindere dalla fede di ciascuno, ricorda una persona che si è sempre dimostrata amica dello sport e amica del calcio, e quindi è stato veramente un minuto veramente sentito, e quindi siamo pronti a partire. Kick-off che viene da 2 settimane importanti, finale di Coppa Italia e il pareggio pirotecnico contro la Lazio, mentre l'Atletico Foligno, che non ha partecipato alla finalette di Coppa Italia, viene da una sconfitta 5-1 in casa della capolista Ocasa Falconara, che come strascico ha lasciato la squalifica di Nayara De Santos, espulsa a pochissimi secondi dalla fine, e
quindi non ci sarà Dos Santos nell'Atletico Foligno, mentre è ritornata tra le 12 Claudia Fortunati dopo un lungo infortunio. Pronti a partire e la prima palla è per il kick-off. Ghilardi si appoggia di sinistro a Bovo. De Sosa, Bovo con i piedi Carturan, Ghilardi chiude bene il triangolo, Ghilardi, l'affondo di Ghilardi centrale, la palla arriva a Borges, ma Borges rimane un po' indietro rispetto al passaggio della sua compagna, e primo possesso è per l'Atletico Foligno. Sulla palla il capitano Elisa Narcisi. Zelli, Narcisi in profondità per Castagnoli. Castagnoli non riesce a controllare questa palla troppo alta di Elisa Narcisi e sarà di nuovo possesso per il kick-off da Carturan. Borges si appoggia su Bovo, 1 contro 1, Bovo si accentra e poi trova Gabi De Sosa. Gabi De Sosa sembra voler calciare, attaccata da Narcisi che le sporca il possesso. Rimessa laterale in zona d'attacco per il kick-off, se ne occuperà Greta Ghilardi. Sulla palla Ghilardi, attenzione, la palla è molto interessante, il buon anticipo da parte di Proietti, poi c'è la ripartenza dell'Atletico Foligno, ma la rifinitura di Baldassarri per Castagnoli è troppo lunga. Ottimo intervento questo di Proietti sulla rimessa laterale velenosa di Ghilardi, da anticipare un'avversaria che avrebbe potuto appoggiare comodamente in porta. Di nuovo kick-off, Ghilardi Bovo non riesce a trovare Borges, poi la palla arriva sui piedi di Denise Carturan, il controllo così di De Sosa e rimessa laterale Atletico Foligno. Zelli sul lungolinea a cercare Castagnoli, l'anticipo della stessa De Sosa, guadagna metri l'Atletico Foligno e sarà ancora Sharon Zelli alla rimessa. Baldassarri calcia col sinistro, poi la palla arriva a Castagnoli non riesce a controllarla bene, poi la palla esce pulita a Zelli. Narcisi è costretta a tornare indietro da Proietti con il piede, il lancio lungo, Zelli non controlla. Carturan, nuova azione del kick-off, squadra Lombardi in avanti, da Borges a De Sosa da respira alla manovra per Bovo 1 contro 1. Poi c'è il raddoppio di Baldassarri, azione un po' confusa, la palla è rimasta in campo, arriva a De Sosa, poi calcia De Sosa, palla sporcata da Baldassarri, comoda per Proietti che poi lancia lungo, Bovo in anticipo, poi ci si batte a metà campo, la palla viene ripulita da Bruna Borges, da De Sosa per Ghilardi a cercare ancora Bruna Borges sulla parallela, riapre la manovra il kick-off, palla in profondità, imprecisa e rimessa dal fondo. 2 minuti e 37 se ne sono andati di questo primo tempo, palla nelle mani di Proietti comodo vicino per Zelli all'impostazione, Narcisi ancora per Zelli Baldassarri, Zelli in profondità a chiudere, Narcisi, palla troppo lunga anche per una velocista come il capitano dell'Atletico Foligno. Carturan, Ghilardi, Borges, ancora Ghilardi attaccata da Castagnoli, poi la palla scorre per Bovo, l'ha sfiorata Narcisi e Bovo si è tenuta questa rimessa laterale sul tocco della numero 6 dell'Atletico Foligno. Rimessa in zona d'attacco, attenzione, la palla arriva a Ghilardi, passaggio di ritorno, palla respinta da Zelli, ripartenza dell'Atletico Foligno, Zelli, break della kick-off e ottimo intervento di Baldassarri a fermare Bruna Borges, una ripartenza che sarebbe stata molto pericolosa, tempestivo intervento di Baldassarri. Rimessa laterale Atletico Foligno, sulla palla è proprio Jennifer Baldassarri,
Narcisi, Zelli, Narcisi, ancora per Zelli, cerca il tocco di Fino Baldassarri sulla parallela per Narcisi, tocco così così e sarà nuovo possesso per il kick-off. Primi cambi anche per Riccardo Russo, è entrata Faustine Pellegrini, è proprio lei che si appoggia su Getulio. Grande azione della kick-off, l'intervento di Zelli è pulito, sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno, un po' dolorante. Pellegrini, Zelli prova a chiudere il triangolo con Baldassarri, palla troppo lunga. Borges, Ghilardi, la palla arriva a Borges che non riesce a coordinarsi per il controllo, palla persa per il kick-off. 4:24 se ne sono andati di questo primo tempo. Possesso Atletico Foligno. Narcisi, Zelli, Baldassarri, Narcisi in profondità per Castagnoli, Castagnoli calcia, palla debole, troppo facile per Carturan. Ghilardi, Pellegrini non riesce a controllare la francese, rimessa Atletico all'altezza della metà campo, se ne occupa Narcisi per Baldassarri, Castagnoli, esce fuori la palla, Baldassarri prova ad andare via, Baldassarri, c'è stato il tocco da parte di Bruna Borges e sarà rimessa in zona d'attacco per l'Atletico Foligno. Dall'angolo Narcisi, palla forte in mezzo, arriva tra le braccia di Carturan. Ghilardi gestisce il possesso, si appoggia su Borges. Pellegrini, Ghilardi, da Getulio a Borges gestisce il possesso, poi di nuovo la palla per Getulio, il taglio sul secondo palo, è arrivata Pellegrini è arrivata Ghilardi sul secondo palo a chiudere. Ottima azione della kick-off e vantaggio per le Lombarde, 1-0 a 5:34. Il gol è di Greta Ghilardi. Subito la reazione dell'Atletico Foligno che guadagna un calcio d'angolo sull'uscita di Carturan. Sulla palla Zelli, Baldassarri attaccata da Getulio, ma la palla resta in campo e poi torna dalle parti di Baldassarri. Ancora Narcisi calcia, palla lontana dai pali, nessun problema per Denise Carturan che adesso riprende l'azione. In campo Magnini, adesso c'è una incomprensione fra Getulio e Pellegrini. Rimessa laterale, Narcisi, Magnini, Baldassarri, Narcisi, pressing forte del kick-off e rimessa per la kick-off che adesso accelera, ferma tutto Narcisi. Magnini prova a venire fuori e poi il tunnel di Magnini, ma la palla è troppo forte
per la ripartenza di Baldassarri. De Sosa per Bovo, Borges contro Narcisi, chiude il triangolo molto bene, poi c'è un rimpallo che sfavorisce Narcisi, palla troppo indietro per Borges, un'azione un po' confusa con sfera che finisce in rimessa laterale. Castagnoli prova a chiudere il triangolo con Magnini, capisce tutto la difesa della kick-off, rimessa laterale, sulla palla è proprio Magnini, Narcisi per Castagnoli, Baldassarri, Narcisi, Baldassarri se ne va a Bovo, poi la palla arriva a Narcisi contro Gettulio, costretto a tornare indietro. Baldassarri, per non perdere il possesso, la palla va a Proietti lancia questa palla tesa, la domestica in qualche modo Castagnoli, Baldassarri prova ad andarsene sulla banda, non c'è fallo da parte di Bovo. Rimessa laterale in zona di difesa per la squadra di Riccardo Russo, mentre fa il suo ingresso in campo anche Maria Grazia Pezzolla con il numero 77 dell'Atletico Foligno. Gettulio, Bovo uno contro uno, Baldassarri, Bovo, la palla arriva per il sinistro di Sosa, palla murata all'altezza dei 10 metri. Borges contro Narcisi, non c'è fallo, riparte Narcisi a tutta velocità, 3 contro 2 dell'Atletico Foligno, la palla arriva a Baldassarri controlla Carturan dopo una deviazione. Prima occasione per l'Atletico Foligno, ripartenza a tutto gas, la finta di Pezzolla, poi recupera la palla la kick-off con Borges riceve e guadagna metri sulla linea laterale. Borges gestisce i tempi, azione manovrata della kick-off. Gettulio libera il sinistro, Gettulio raso terra, nessun problema per Baldassarri per Narcisi, la palla di ritorno per Narcisi, è ancora un po' lunga, non era male l'idea di Jennifer Baldassarri. De Sosa, Gettulio contro Magnini, palla sporcata, è facilissima per Proietti che con le mani si appoggia su Narcisi va a cercare in profondità Baldassarri, passaggio impreciso, nuovo possesso kick-off. Borges, Gettulio chiude il triangolo, Borges molto bene, e poi c'è il duello con Baldassarri che mette la palla in rimessa laterale, attenzione, la palla esce fuori, forte per Gettulio davanti alla porta. Narcisi devia rischiando anche un po' e concedendo calcio d'angolo, esce proprio Jessica Gettulio, torna in campo Greta Ghilardi. Ecco l'angolo per la kick-off, la palla esce, il tentativo di volée di De Sosa che scivola. Baldassarri chiude il triangolo con Castagnoli, la palla schizza via, poi attenzione Narcisi, il pareggio dell'Atletico Foligno, il break da parte di Narcisi, a tu per tu con Carturan, non ha perdonato. Pareggio dell'Atletico Foligno a 9:26 di questo primo tempo. Stava facendo qualcosa in più l'Atletico Foligno in questa fase. Palla persa e adesso c'è il sinistro da parte di Ghilardi, respinto da Proietti, rabbiosa reazione da parte del kick-off,
Il sinistro di Greta Ghilardi che ha scaldato le mani di Proietti, che se l'è cavata anche sul tapin di Bruna Borges, e non ci sta chiaramente il kick-off. Narcisi, lo scambio con Magnini, Fortunati anticipata da Bovo, l'ultima a toccare è proprio Fortunati, rimessa laterale kick-off sulla palla Borges, mai uscita, così come Narcisi. Bovo, De Sosa, la palla arriva a Ghilardi, Ghilardi ci pensa un po', poi si appoggia comodamente a Sousa. Borges, attenzione al passaggio di ritorno proposto da Bovo, un po' lungo anche per Bruna Borges. Pezzolla prova a lanciare in profondità Magnini, Magnini addomestica il pallone, costretto ad allontanarsi dall'area, poi il contrasto con De Sosa, lo vince Sousa. Pezzolla è rimasta a terra crediamo Melina Magnini, e cavallerescamente la kick-off mette la palla in rimessa laterale. Si rialza Magnini, si danno il 5 con Sosa, un contrasto assolutamente regolare. Esce però Magnini e torna in campo Sharon Zelli. Abbiamo superato la prima metà di questo secondo tempo. L'Atletico Foligno restituisce la sfera per il possesso di Denise Carturan. Borges, palla in profondità, il controllo molto buono da parte di Bovo, grande azione di Bovo che però si è allungata la palla sul più bello. Narcisi, da Pezzolla, Zelli prova a cercare ancora Narcisi, l'anticipo da parte di Bovo. Bovo prova a farsi luce, il passaggio di ritorno di De Sosa è così. Narcisi in profondità per Zelli calcia, palla al lato, ripartenza dell'Atletico Foligno a 11:09. Kick-off che sta perdendo qualche pallone di troppo in fase di possesso e l'Atletico Foligno sta cercando di fare male. Borges, il passaggio di ritorno per Borges, arriva Narcisi sull'assist di Bovo e interrompe l'azione della nazionale italiana. La palla arriva a Pellegrini, il destro di Pellegrini, palla pericolosa e Proietti se la cava. Angolo kick-off, la volée da parte di Borges, attenzione che Narcisi, la palla a Proietti la lancia di prima, forse è larga per Zelli la tiene in campo, no. Rimessa laterale davanti alla panchina di Riccardo Russo. Attenzione, è tornata in campo Getulio libera il destro, Proietti. Sta provando la squadra ospite anche dalla distanza e finora Proietti ha risposto sempre presente. Attenzione a Getulio, Pellegrini 1 contro 1, le finte, poi perde il possesso, riparte Fortunati, viene fermata da Ghilardi, da Pezzolla a Narcisi a servire Fortunati controlla, poi però si trascina la palla in fallo laterale. Sulla palla Getulio, Ghilardi, Borges trova Pellegrini sulla destra, Pellegrini libera il destro, murato da Narcisi che concede rimessa laterale in zona d'attacco ancora per Bruna Borges, ancora la palla per Pellegrini, Getulio, il destro di Getulio e ancora Proietti.
E adesso rimessa laterale battuta in modo sbagliato dalla kick-off e time out Battistone quando mancano 7 minuti e 24 alla fine di questo primo tempo. Rientriamo dal time out sul punteggio di 1-1, 7:24 da giocare in questo primo tempo tra Atletico Foligno e kick-off. Decidono le marcature di Ghilardi e Narcisi. Kick-off in avanti, Gettulio, Borges, Castagnoli, Borges protesta in modo veemente perché c'era stato un ovvio tocco di mano di Castagnoli, ritenuto involontario. Adesso la palla arriva per Ghilardi che aspetta troppo a calciare Greta Ghilardi da posizione vantaggiosissima. Zelli gestisce il possesso, la fa uscire bene Castagnoli, attaccata da Borges. Castagnoli contro Borges, c'è il fallo da parte di Castagnoli. Questa volta a protestare Castagnoli, ma fallo nettissimo, blocco Gettulio, le finte di Gettulio, la palla sul raddoppio da parte di Castagnoli, partita che si è accesa, Proietti esce molto bene, attenzione Castagnoli, Baldassarri attaccata da Borges, recupera il possesso la kick-off che però non riesce a ripartire, Baldassarri, Zelli, attenzione Narcisi, le finte di Narcisi, è caduto un parastinco, si continua a giocare, Baldassarri recupera il possesso, il kick-off e poi riparte, attenzione Borges a tu per tu con Proietti, l'uscita di Proietti, la palla resta a Borges, arriva da quest'altra parte a Ghilardi e la rimessa dal fondo per l'Atletico Foligno. È successo veramente di tutto in questa fase. Zelli, Narcisi, il passaggio di ritorno per Narcisi è sola! Il raddoppio dell'Atletico Foligno a 14:23, la fiammata da parte di Narcisi e 2-1 Atletico Foligno. È la dura legge del calcio. La kick-off ha avuto un paio di occasioni gigantesche per ritornare in vantaggio, ma è stata punita da questa ripartenza dell'Atletico Foligno e Narcisi a 14:23 porta in vantaggio l'Atletico Foligno. Adesso c'è un contrasto durissimo, squadre che si stanno veramente non risparmiando in questa fase di gioco. Partita correttissima ma durissima. Adesso c'è Bovo che cerca di calciare di destro. Vediamo Luigi Battistone sulla panchina dell'Atletico Foligno predicare calma, mentre Riccardo Russo crediamo che stia per chiamare time out. La palla lunga di Proietti per Ferroni.
Riparte il kick-off che cerca di stringere i tempi, adesso se ne va sulla banda Bovo, fermata in modo assolutamente non ortodosso da Ferroni, che rischia anche il cartellino davanti alla panchina dell'Atletico Foligno. Si rialza Bovo, punizione della kick-off, la calcia direttamente in porta a Ghilardi, palla altissima. Baldassarri ancora a cercare Narcisi, passaggio chiaramente impreciso. Bovo contro Pezzolla, Bovo si fa luce molto bene, il sinistro, il ritorno di Pezzolla che concede angolo a favore del kick-off. 4:33 alla fine di questo primo tempo, 2-1 Atletico Foligno. Dall'angolo Arianna Bovo, però la palla deve essere recuperata, eccola qua Bruna Borges sotto di noi. Ecco Bovo che sta per battere l'angolo. Bovo si appoggia su Ghilardi, è uno schema, forse sarà no, Proietti riesce a evitare il nuovo angolo e poi si appoggia per Ferroni bene sul lungolinea, controllo così di Pezzolla, palla recuperata da Borges, azione kick-off, guadagna metri Bovo, il destro a servire Pellegrini, le finte di Pellegrini, si ritorna da Bovo ancora per Borges per Ghilardi. Azione avvolgente della kick-off a cercare spazi, Pellegrini 1 contro 1, il destro di Pellegrini era un taglio molto interessante sul secondo palo, non ci ha creduto forse Borges. Narcisi, Baldassarri, Narcisi, Pezzolla si gira e poi cerca Ferroni di testa, Ferroni poi recupera il possesso e subisce il fallo, anzi no, si continua a giocare, poi c'è Narcisi che si batte, esce fuori Bovo, la scivolata di Narcisi. Non c'è un attimo di respiro sulla palla Bovo, Ghilardi, Pellegrini, il destro murato da Narcisi. Ghilardi da Bovo a Pellegrini, il destro della francese a cercare ancora Ghilardi, poi Baldassarri sporca il possesso, poi Baldassarri ancora su Carturan. Da Ghilardi a Bovo, la palla arriva a Borges sulla destra, Borges contro Narcisi, Ghilardi per Bovo molto bene, poi il ritorno da parte di Ferroni, Bovo sulla palla e ancora una volta c'è un controfallo, no, era angolo, anzi no, era rimessa laterale. E il possesso ovviamente resta al kick-off. Sulla palla Ghilardi vicino per Borges, no, calcia a Bovo. E il kick-off ha provato molte volte la soluzione da lontano. Proietti Narcisi, il controllo di Baldassarri bene, Ferroni ripulisce il possesso, Narcisi, il contromovimento di Pezzolla che adesso viene servita, la finta di Pezzolla che perde il possesso, attenzione a Borges raddoppiata, perde il possesso Bruna Borges, torna in campo Jessica Gettulio nel kick-off e Melina Magnini nell'Atletico Foligno. Ecco Gettulio proprio contro Magnini, Gettulio prova a farsi luce, Borges, Ghilardi, azione in velocità della kick-off,
Gettulio, poi il passaggio di ritorno per Gettulio, Ghilardi, ancora Gettulio, le finte, Narcisi rallenta il possesso del kick-off e poi c'è Gettulio che calcia con il piede e poi Narcisi ad anticipare Ghilardi. Bruttino l'intervento di Proietti ma efficace, adesso la palla arriva strozzata. Pezzolla, Narcisi, la ripartenza dell'Atletico Foligno, il taglio di Pezzolla per Magnini è un po' lungo. Esce Ferroni e torna in campo Beatrice Castagnoli. Sulla palla Gabi De Sosa. Gettulio. De Sosa, Ghilardi perde il possesso, Pezzolla recupera il possesso, il kick-off, Borges. Ghilardi, il passaggio di turno per Borges. Borges prova la volée in grande stile, non le riesce. Castagnoli, Narcisi, Pezzolla perde il possesso sull'attacco di Borges e poi chiude il primo palo Proietti, poi Narcisi se la cava, non è finita Borges, la palla arriva a Ghilardi, il sinistro sul secondo palo di De Sosa e ha rischiato veramente tantissimo qua l'Atletico Foligno. Ancora una volta Proietti ha chiuso il primo palo su Borges. Magnini a cercare Zelli, palla imprecisa. Per gli ultimi 56 secondi di questo primo tempo in panchina Elisa Narcisi. Rimessa laterale sulla palla Gabi Di Sosa, Ghilardi per Borges, una che non è uscita mai. De Sosa, Ghilardi, Gettulio per Ghilardi prova a liberare il sinistro, contrastato il tiro di Ghilardi da parte di Baldassarri. Proprio Baldassarri si appoggia su Proietti in profondità, l'anticipo in grande stile di Borges, la palla arriva a De Sosa, il sinistro di De Sosa bloccato in qualche modo, poi Baldassarri se ne va alla grande, Baldassarri, possesso sporcato, attenzione alla ripartenza del kick-off e spreca un fallo tattico in modo molto intelligente Zelli e se la cava solamente con un fallo. Ghilardi, la palla in profondità di Ghilardi, la lascia scorrere Proietti, 8 secondi da giocare in questo primo tempo sul cronometro, la palla arriva ancora a Baldassarri anticipata da De Sosa, attenzione l'ultima azione e del kick-off, la puntata sul secondo palo di De Sosa, palla al lato, 2 secondi da giocare, con le mani Proietti. La controlla Castagnoli, questa è la sirena di metà tempo, partita molto intensa quella fra Atletico Foligno e Kick-Off, in vantaggio le Umbre, 2-1 decide la doppietta con cui Elisa Narcisi ha ribaltato il gol iniziale di Greta Ghilardi. A risentirci per il secondo tempo.
Amici all'ascolto, ben ritrovati dal Palazzetto dello Sport di Foligno, Giuseppe Paternesi. Siamo pronti per il secondo tempo di questa 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile di calcio a 5. Atletico Foligno in vantaggio sulla kick-off. Adesso c'è il colpo di testa di De Sosa a anticipare Castagnoli. Castagnoli, Baldassarri, Zelli, Narcisi davanti a Proietti. Per l'Atletico Foligno, Bovo, Ghilardi, De Sosa, Bruna Borges davanti a Carturan per Riccardo Russo. Narcisi, Castagnoli, Narcisi comodo per Proietti con il piede lungo, il colpo di testa di Borges, l'altro colpo di testa di Narcisi che però serve involontariamente De Sosa. Doppio rimpallo tra De Sosa e Baldassarri che sfavorisce la numero 11 della kick-off e possesso Atletico Foligno. Narcisi, Zelli, ancora Narcisi, perde però terreno Atletico Foligno, deviazione di Bovo sul passaggio di Narcisi, rimessa laterale per Baldassarri. Narcisi, Castagnoli attaccata da Bruna Borges, Narcisi libera il sinistro, poi dopo c'è l'anticipo da parte di Bovo che ha subito anche un pestone da parte della capitano dell'Atletico Foligno. Rimessa laterale per la kick-off sulla palla Bruna Borges, da Ghilardi a Gabi Sosa, Ghilardi, Bruna Borges, adesso la palla arriva a Ghilardi sul suo piede debole, comunque calcia Greta Ghilardi, palla respinta da Zelli, rimessa laterale davanti alla panchina dell'Atletico Foligno, proprio Greta Ghilardi sulla palla, vicino per Sosa, calcia forte De Sosa, ancora De Sosa, la sua latina e poi Borges ha provato il colpo di tacco, se la cava Narcisi, prova a ripartire l'Atletico Foligno, Zelli, la palla in profondità, l'anticipo ottimo da parte di Ghilardi, possesso per Bovo, l'anticipo di Narcisi, poi la palla arriva molto bene in profondità per Bovo, gran passaggio di Ghilardi per Bovo che non è riuscita a controllare per un pizzico e si sarebbe presentata tu per tu con Proietti. Opportunità per la kick-off in questo avvio di ripresa. Baldassarri di prima, Zelli a cercare Narcisi controlla un po' a seguire, Carturan controlla e si tiene stretta questa rimessa laterale sulla palla Bruna Borges, Ghilardi, Bovo ancora per Ghilardi, attenzione Ghilardi, il taglio, capisce tutto l'Atletico Foligno, poi Ghilardi, rasoterra prepotente di Greta Ghilardi e ci mette in scivolata il piede Sharon Zelli. Dall'angolo Gabi De Sosa, la palla arriva ancora per il sinistro di Ghilardi, ci ha messo la mano Proietti. Palla forte di De Sosa, la respinge Baldassarri, ancora De Sosa, ancora Ghilardi, De Sosa non riesce a controllare bene la palla, la numero 11 di Riccardo Russo e si riparte da questo possesso Atletico Foligno. Porta avanti la palla Proietti, il passaggio di ritorno per Narcisi è rischioso e poi dà respiro alla manovra l'Atletico Foligno. Baldassarri, Narcisi, Castagnoli, si gira bene, Castagnoli sull'uscita di Carturan, ha perso un attimo Castagnoli, grande azione di Castagnoli e poi sull'uscita di Carturan c'è stato un contatto. Il portiere della nazionale è stato costretta a mettere la palla in rimessa laterale, palla che sarà chiaramente restituita da Sharon Zelli. Palla restituita e Denise Carturan, tutto ok. Si riparte da Ghilardi, palla un po' lunga per Bovo che aveva fatto una sorta di contromovimento.
Zelli per Narcisi, Narcisi in profondità a cercare Castagnoli, Castagnoli si batte con Ghilardi, orchestra l'azione Borges, attenzione, attaccata Ghilardi da Baldassarri e poi Baldassarri alla meglio e guadagna questa rimessa laterale. Mentre l'arbitro redarguisce Ghilardi per questo contrasto all'altezza della linea laterale. Tutto ok, si riparte da Narcisi. Castagnoli, Castagnoli contro Borges, questa volta non si gira Castagnoli. Zelli, possesso sporcato da Bovo, rimessa laterale Atletico Foligno e sulla palla c'è Elisa Narcisi, mentre è pronta ad entrare vediamo Jessica Gettulio. Questa palla è troppo lunga per Castagnoli, Carturan, Borges, nuovo possesso per il kick-off. Ghilardi, Ghilardi Borges, ancora Ghilardi, Ghilardi da quest'altra parte per Bovo, 1 contro 1 con Narcisi. Bovo guadagna spazio, poi si appoggia di nuovo su Ghilardi, Ghilardi pensa il da farsi, poi la palla arriva dall'altra parte per Bovo, il controllo così di Arianna Bovo e sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno quando se ne sono andati quasi 4 minuti di questo secondo tempo. Umbre sempre in vantaggio per 2-1. Zelli, Zelli favorisce la palla per Proietti, molto bene per Baldassarri, Baldassarri cerca qualcuno da servire, vicino per Zelli, Zelli, Narcisi, Narcisi attaccata da Bovo, cade a terra Bovo, Narcisi in profondità per Zelli che cerca la rovesciata, c'è l'anticipo di testa di Ghilardi che concede calcio d'angolo all'Atletico Foligno. Dall'angolo Zelli, Baldassarri, il sinistro di Baldassarri, palla alta, nessun problema per Carturan. Eccola in campo Jessica Gettulio. Borges, Borges serve proprio Gettulio, Gettulio il contrasto con Baldassarri e poi Proietti chiude la porta sull'irruzione di Gettulio. Angolo sulla palla Gettulio, la palla torna a Gettulio, le finte e poi ancora Baldassarri, sporca il possesso di Gettulio, Gettulio calcia forte, sicuramente l'idea era di cercare una compagna sul secondo palo, l'idea era buona, esecuzione non altrettanto. Entrata in campo Magnini nell'Atletico Foligno, Castagnoli non controlla e nuovo possesso per le Lombarde. Sulla palla Gettulio, Borges, Borges ancora per Gettulio, Gettulio, De Sousa, Borges, il passaggio di Ghilardi per Borges non è preciso. Un po' di frenesia in questi attimi per la squadra di Riccardo Russo. Sotto di Magnini, il possesso è recuperato dal kick-off. Gettulio, Ghilardi, Ghilardi per Borges, attenzione Borges, la palla in mezzo di Gettulio, la scivolata di Castagnoli, angolo per il kick-off. Dall'angolo è proprio Jessica Gettulio, mentre entra in campo Faustin Pellegrini per il kick-off. La palla arriva a Gabi Sosa e sarà nuovo angolo. Sulla palla Gettulio, ancora Gabi De Sosa, palla lontana dai pali. Narcisi, Magnini, Magnini per Baldassarri, Baldassarri, il passaggio di torno per Magnini,
un po' troppo lungo il controllo di Magnini e riparte il kick-off. Getulio, Borges, Getulio, l'anticipo da parte di Baldassarri, rimessa laterale in zona d'attacco per il kick-off. Sulla palla Getulio, Bruna Borges, Gabi De Sosa, Pellegrini, le finte di Pellegrini e poi Narcisi mette la palla in fallo laterale. La palla arriva a Getulio, calcia a Getulio, c'è potenza ma non precisione per Jessica Getulio. Proietti per Narcisi, Magnini, il passaggio di ritorno è così e poi c'è l'intervento di Baldassarri. Baldassarri pulisce la palla, anticipata Pezzolla, Baldassarri, la rimessa laterale è per il kick-off. Sulla palla Getulio, eccola qua Getulio, De Sosa, facile per Proietti, attenzione Proietti, va a trovare lunga la palla per Baldassarri, il colpo di testa in anticipo di De Sosa. Baldassarri tiene la palla in campo, difende il possesso, Narcisi subito in profondità per Magnini protegge il possesso, Pezzolla, Baldassarri, senza fretta l'Atletico Foligno chiaramente, poi la palla arriva, sarebbe dovuta arrivare a Narcisi, esce Baldassarri, torna in campo Zelli, mentre abbiamo visto Narcisi chiamare il cambio. Getulio attaccata da Narcisi, recupera la palla a Zelli di forza, la recupera Ghilardi, Pellegrini si accentra e poi si appoggia su Ghilardi, ancora Pellegrini, il sinistro è imbucate, palla deviata, Narcisi, riparte Narcisi, 3 contro 2 dell'Atletico Foligno, il taglio di Narcisi per Zelli è un po' lungo, poi c'è l'anticipo di Magnini. Borges, passaggio di Pellegrini è impreciso, palla persa per la kick-off e rimessa laterale in zona difensiva dell'Atletico Foligno. Sulla palla c'è Pezzolla, Proietti con il piede, palla lunga a metà strada tra Magnini e Zelli, palla persa questa volta per le bianco-blu. Da Pellegrini a Borges, Ghilardi, Getulio a cercare Borges, il passaggio di ritorno, Proietti, riparte l'Atletico Foligno, l'accelerazione di Zelli pensa addirittura a calciare, la finta di Narcisi, Pezzolla, la finta di Pezzolla, poi il sinistro di Pezzolla strozzato, una ripartenza dell'Atletico Foligno sulla quale poteva fare meglio la squadra di Battistone. Ancora avanti la kick-off, Borges, attenzione, la palla di respinta miracolosamente da Zelli con il corpo, Ghilardi, il sinistro respinto, Ghilardi si tiene la rimessa laterale, la palla resta lì, Bovola calcia forte, sarà ancora rimessa laterale quando se ne sta per andare il 9° minuto di questo primo tempo, di questo secondo tempo, scusate. Borges, Pellegrini, le finte di Borges e poi Narcisi, l'intervento di Pellegrini e sarà rimessa laterale Atletico Foligno.
subito a servire Castagnoli. Castagnoli controlla, si batte Castagnoli, mantiene il possesso e poi dopo arriva Ghilardi a spazzare via e Castagnoli fa respirare le sue con questo calcio d'angolo guadagnato. Sulla palla Narcisi, attenzione Magnini, calcia Zelli, era uno schema, ci ha messo la gamba Pellegrini. Ancora Narcisi, Zelli, attenzione, la palla in mezzo di Zelli, c'è stata una deviazione e sarà ancora rimessa laterale in zona d'attacco per l'Atletico Foligno. Sulla palla Melina Magnini. Magnini per Zelli, Zelli poi calcia, attenzione Carturan in due tempi, un brivido per la kick-off su questo tiro di Zelli. Carturan ci è andata con un po' troppa sicurezza. Pellegrini, Borges, attenzione il passaggio di ritorno, Castagnoli e poi dopo c'è arrivata Ghilardi. La palla è stata deviata e angolo, attenzione, non sono pronte la difesa dell'Atletico Foligno, ma Proietti ci mette la mano su Ghilardi, attenzione, poi calcia, forse qui c'era un fallo di mano di Narcisi. Giudicato involontario, mentre viene redarguita la panchina dell'Atletico Foligno. Penso che Battistone stesse protestando per l'angolo di prima, quello sul quale Ghilardi ha liberato un gran sinistro, sventato da Proietti. Pellegrini, Borges, l'anticipo di Narcisi, Baldassarri va a contrasto con Pellegrini, la rimessa laterale dell'Atletico Foligno. Superata la metà del secondo tempo, sempre 2-1 per l'Atletico Foligno. Proietti in profondità, troppo lungo per Narcisi, nessun problema per Carturan. Ancora un'azione orchestrata da Bruna Borges. Ghilardi, Pellegrini, non c'è il passaggio di ritorno, perde una fase di gioco la kick-off. Poi Magnini e Baldassarri, Ghilardi, Borges, Bovo 1 contro 1, Narcisi, Borges se ne va, la scivolata di Narcisi che recupera il possesso e poi si trascina la palla in fallo laterale. Chiama ancora il cambio Narcisi. Ghilardi si è trascinata la palla in fallo laterale. Sulla palla Baldassarri, Castagnoli controlla, il passaggio di ritorno per Baldassarri tiene la palla in campo, ma la tiene in campo per la kick-off. Poi c'è il break di Zelli, il possesso non si concretizza per l'Atletico Foligno. Ancora l'azione, attenzione Borges è sola, Proietti chiude le gambe, Proietti, grande parata di Proietti e poi riparte Baldassarri, non c'è un attimo di respiro, Baldassarri non trova nessuno e poi dopo si batte Ferroni con Pellegrini. Bovo in profondità, Proietti anticipata da Borges e poi arriva Baldassarri e la rimessa sarà della kick-off. Non è una partita bellissima, ci sono molti errori, ma il ritmo è veramente furibondo. Due squadre non si stanno risparmiando, la palla arriva a Ghilardi, Ferroni la mura e poi si riparte da Denis Carturan. Gabby De Sosa a cercare Bovo se ne va in area, c'è un rischio da parte di Castagnoli. Ferroni di prima, grande passaggio di Ferroni di prima per Castagnoli, ma non ci ha creduto subito Castagnoli. Borges 1 contro 1 con Castagnoli. Borges
il raddoppio di Ferroni, Ferroni alla meglio, poi Borges si tiene la rimessa laterale, la batte Ghilardi, Gabby De Sosa, il taglio sul secondo palo, l'anticipo di Zelli, Zelli riparte e poi dopo Ferroni a terra Zelli, una gran confusione, mette ordine Bruna Borges, azione orchestrata adesso da Bovo, chiamato il cambio e torna in campo Jessica Gettulio per questa azione del kick-off. Gettulio, Ghilardi, Gettulio attaccata da Castagnoli, il fallo di Ferroni su Borges, è il primo fallo di questo secondo tempo, non si sono fermate mai. Quando se ne sta per andare il 13° minuto, sulla palla il destro di Bruna Borges, scala Ferroni, Borges si appoggia su Gettulio, le finte di Gettulio, poi la palla arriva, il colpo di tacco da parte di Ghilardi sotto porta e quando lo schema sembrava sfumato la palla è arrivata a Ghilardi e a 12:54 la kick-off pareggia con un tocco sotto porta molto bello da parte di Greta Ghilardi. Time out Battistone, 2-2. Torniamo in campo dal time out, 7 minuti e 06 da giocare, la kick-off ha appena agguantato il pareggio. Narcisi se ne va di prepotenza, la palla a Castagnoli, c'è il fallo di De Sosa sull'irruzione di Narcisi. Resta a terra Narcisi, un colpo diremmo al ventre, qualche problema per respirare per il capitano dell'Atletico Foligno. Su questo intervento il ritardo di Gabby De Sosa, si alza Narcisi, vedremo se potrà continuare. Gabby De Sosa chiede scusa ma Narcisi non ce la fa, torna in campo Zelli. Parte Pezzolla, Pezzolla calcia in porta, palla alta fuori dalla trasversale. Manovra kick-off, Ghilardi attaccata, passaggio di ritorno, attenzione, la palla arriva a Ghilardi, l'anticipo da parte di Castagnoli, rimessa laterale per il kick-off in zona d'attacco. Greta Ghilardi sulla palla, Gabby De Sosa, Ghilardi, attenzione, la palla arriva a Gettulio, le finte, ottimo intervento di Zelli su Gabby De Sosa.
Getulio, Bovo, ancora Getulio, passaggio di ritorno per Bovo. Prova con il controllo a eludere l'intervento di Baldassarri, poi si allunga la palla che arriva comoda per Proietti in profondità per Pezzolla, l'anticipo di Getulio, sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno quando mancano poco più di 6 minuti alla fine di questo incontro. Sul 2-2 il sinistro di Baldassarri murato da Getulio. Baldassarri, il sinistro di Baldassarri, poi ancora l'intervento di Baldassarri, palla sul fondo, Carturan. Bovo, il taglio di Bovo, De Sosa, la palla di ritorno per Bovo. Bovo tiene la palla in campo, poi il contrasto con Zelli. Zelli rischia un po', ancora Zelli, la palla resta lì. Poi c'è Castagnoli, ma c'è stato il fallo di Zelli da terra. Attenzione, un altro calcio di punizione da posizione molto invitante per le stoccatrici di Riccardo Russo, che però vuole pensarci su e chiama time out per orchestrare questo calcio di punizione. Si torna in campo, 5:31 da giocare di questo combattutissimo incontro. Adesso opportunità importante per il kick-off, punizione all'altezza della lunetta del tiro libero. Vediamo se ci sarà il destro di Getulio o il sinistro di Ghilardi, oppure se sarà uno schema come quello che ha portato al pareggio. Parte Ghilardi, la finta, Getulio calcia sui piedi di Castagnoli. Carturan, Bovo, Getulio. Attenzione al passaggio di ritorno per Getulio, Zelli non se n'era accorta. Getulio, il colpo di tacco interessante, ma capisce tutto Castagnoli. Ghilardi rischia sull'attacco di Zelli, poi in percussione, passaggio di ritorno, non c'è. Pezzolla attaccata, Pezzolla, la palla che non viene data a Zelli e poi in modo un po' scordinato Getulio ci mette il petto e concede un calcio d'angolo all'Atletico Foligno. Torna in campo Elisa Narcisi e tornerà in campo tra poco anche Bruna Borges. Una grande notizia il fatto che ci sia stato un tratto di questa partita senza Borges e Narcisi. Narcisi riceve questo calcio d'angolo dall'altra parte, la palla arriva a Baldassarri, Baldassarri non arriva al passaggio di ritorno, Zelli, il taglio di Zelli a cercare Castagnoli, palla respinta sui piedi di Proietti, Proietti, la palla in profondità, troppo forte per Castagnoli. Attenzione che Borges è rientrata e subito Borges contro Narcisi dall'altra parte. Pellegrini, Borges, Getulio, Getulio, attenzione, Ghilardi si gira sul secondo palo, carambola, Proietti vicino per Zelli.
la palla in profondità a cercare Narcisi. Narcisi prova a tenerla in campo, si batte con Gettulio e sarà calcio d'angolo concesso da Jessica Gettulio. Lo batte Narcisi, Narcisi, la palla sotto porta, Castagnoli con il volto, Carturan. Una palla che sembrava innocua in area, Castagnoli si è girato in un fazzoletto e Carturan ci ha messo la faccia. Ancora angolo Atletico Foligno, sulla palla Narcisi. Ancora Narcisi, addirittura di testa Zelli. Facile per Carturan. Ghilardi. Gettulio. Ancora per Ghilardi. Borges. Castagnoli recupera il possesso, poi Baldassarri pretende un po' troppo da Narcisi. Borges. Baldassarri, si batte Baldassarri e poi c'è il fallo di Borges che rimedia un cartellino giallo. Primo ammonito di questo incontro, arrivato dopo quasi 37 minuti di partita, e non è che le due squadre si siano risparmiate. Attenzione, la palla arriva sul secondo palo, addirittura cerca la volée Narcisi. Nessun problema per Carturan, è proprio Carturan che si appoggia su Gettulio. Ghilardi con il sinistro sul lungolinea per Pellegrini, anticipata da Narcisi. Alla rimessa proprio la ragazza francese. Ghilardi vince un rimpallo Borges con Zelli. La palla è uscita. Sulla palla Zelli, Narcisi, Baldassarri si gira e poi va a servire Castagnoli. Palla troppo lunga, 2:37 da giocare. Ghilardi, passaggio di ritorno con Gettulio. Castagnoli recupera per un attimo il possesso, la palla arriva da quest'altra parte a Pellegrini. Gettulio, Pellegrini libera il sinistro, Ghilardi, palla deviata e Proietti si tuffa ma non riesce a evitare l'angolo. Dall'angolo Greta Ghilardi, 2:12 da giocare, sempre 2-2. La palla esce per Gettulio, ancora Gettulio. La palla le viene sporcata e sarà un nuovo possesso da rimessa laterale per la squadra di Riccardo Russo. Sulla palla Greta Ghilardi. Ghilardi calcia di destro, la palla arriva sul secondo palo respinta. Pellegrini, poi arriva a rimorchio Ghilardi, ma ci sarà una nuova rimessa per la kick-off. Poi c'è questa palla di Gettulio troppo larga, possesso Atletico. Baldassarri, il sinistro di Baldassarri blocca facile Carturan. Borges, la palla arriva per Borges, Baldassarri la recupera, poi la perde sull'attacco di Ghilardi. Baldassarri ancora, Zelli prova a alimentare la nuova azione. 1 minuto e mezzo alla fine, esce Castagnoli, torna in campo Magnini. Il colpo di testa di Narcisi davanti a Proietti a evitare guai. Sta rimessa laterale di Ghilardi
impossibile da raggiungere anche per Bruna Borges. Sulla palla Elisa Narcisi in profondità per Magnini. Magnini perde il possesso sull'attacco di Pellegrini. Ghilardi, scusate, eccola qua, Jessica Gettulio. Attaccata da Baldassarri, tiene in campo la palla Pezzolla, scusate, le finte di Pezzolla, attaccata Pezzolla, poi alla fine calcia sul secondo palo, l'anticipo da parte di Ghilardi, anticipo su Magnini. La rimessa laterale sarà per l'Atletico Foligno quando mancano 56 secondi alla fine. Magnini, Baldassarri, Narcisi di tacco. La palla arriva per Carturan la lancia con le mani, il colpo di testa di Pezzolla. Narcisi sull'attacco di Borges. Attenzione, Gettulio contro Magnini. Ancora Magnini ritorna e prende la palla Baldassarri. Baldassarri prova ad andarsene e c'è il fallo da parte di Gettulio. Sicuramente fallo, ma davanti a 50 centimetri dal tavolo del crono sembra ancora più pericoloso. Sulla palla Baldassarri in profondità, troppo alto per tutti. Rimessa laterale per Carturan a 26 secondi dalla fine. Carturan, Ghilardi, Borges contro Magnini. Borges si appoggia su De Sosa, rischia De Sosa sull'attacco di Baldassarri, poi ancora De Sosa, Pezzolla in scivolata, 12 secondi alla fine. L'anticipo di Narcisi si appoggia su Baldassarri, potrebbe essere l'ultima azione. Baldassarri la rifinisce malissimo. 3 secondi alla fine. La palla nelle mani di Denise Carturan, lancio lunghissimo da quarterback. 21 centesimi alla fine e finisce sulle mani di Arianna Proietti. Eccola qua la sirena. Finisce in parità questo Atletico Foligno kick-off, pareggio giusto, partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma squadre che hanno dato veramente tutto. Un abbraccio bellissimo quello che vediamo tra Elisa Narcisi e Denise Carturan. A risentirci per le prossime partite sulla pagina YouTube della divisione Calcio a 5.